Un caffè con l'esperto è offerto da Uno Magazine. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento di Un caffè con l'esperto e oggi trattiamo un argomento che a me sta particolarmente a cuore, ovvero parliamo di cani, questo fedele compagno domestico della vita di tutti i giorni, almeno per chi ha un animale in casa e per chi invece lo vorrebbe avere. E ne parliamo con un educatore cinofilo, Diego Righetto, benvenuto. Grazie. Allora, il signore che ho qui di fronte è un consulente dell'ENPA per quanto riguarda appunto i cani. Mi faccia un esempio di consulenze che lei ha dato e ha fornito all'ENPA. Le consulenze sono, nella sintesi, leggere il linguaggio del cane, poiché la maggior parte delle persone umanizzano l'antropoformismo, umanizzano il cane e quindi credono che il cane ragioni, si comporti come gli esseri umani. Ecco l'aspetto fondamentale, il denominatore comune per dire halt. Il cane si esprime per istinti, per impulsi e per emozioni. Quindi fortunatamente non ha l'odio, fortunatamente non ha i rancori e lui ha bisogno di essere capito come un animale sociale, senziente e che chiaramente non ha il linguaggio, non solo perché abbaia, quindi vocalizzazione diversa dalla nostra, ma ha una mente che è completamente diversa dalla nostra. L'esempio è: il cane si esprime con l'istinto predatorio, quindi lui insegue apparentemente quello che è l'aspetto ludico, i bambini. L'argomento bambini e cani è un argomento che mi ha sempre preso. Perché? Perché effettivamente molti, ma moltissimi, o allevatori per ragioni giustificate di carattere commerciale o non esperti dicono: questo è il cane che va bene per i bambini. Non esiste nessun cane che va bene per i bambini, non esiste nessun bambino che va bene per i cani, perché l'aspetto del gioco per il cane è un aspetto per noi ludico, per il cane predatore. Il bambino corre, grida, il cane lo identifica come una preda e quindi giustamente lo morde. Dico giustamente non in senso proprio ma in senso improprio, perché il cane quando comunica abbaia e morde. Questo è molto interessante e senz'altro avrà fatto scattare un campanello d'allarme in moltissime case, moltissime famiglie. Ma dobbiamo veramente preoccuparci così tanto o possiamo arginare questo fenomeno predatore del cane? Se è un cane da compagnia non avrà questa spinta nell'ambito dell'istinto predatorio e sarà meno evidente quello che è il danno che può dare. Se invece è un cane da difesa e da utilità, l'istinto predatorio può trasformarsi in quello che è l'aggressività da preda. Il mio cane è aggressivo. È giusto che il cane sia aggressivo, perché come dice Cornel Lorenz, premio Nobel etologo 1970, l'aggressività serve al cane per difendersi, mantenere la specie. Quindi dobbiamo tassativamente, quando abbiamo un cane, capire le sue caratteristiche nell'ambito dell'inserimento del branco, nelle ultime linee, nelle ultime correnti di pensiero, nell'ambito familiare, perché è diventato un componente effettivo della famiglia. Dobbiamo sempre noi essere presenti, noi esseri maturi, il nonno, i genitori, quando il cane gioca con i bambini. E con questo avvertimento specifico ci congediamo un istante e torniamo a parlare di cani e di come avere un rapporto sano e soprattutto equilibrato con i nostri amici a quattro zampe. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Rieccoci in studio, ci siamo salutati poco fa parlando dell'aggressività, o quella che noi percepiamo come aggressività da parte del cane. A volte però i cani sono estremamente timidi
A cosa è dovuto questo? Allora, i fattori caratteriali di timidezza, di esuberanza, sono caratteristiche che abbiamo anche noi esseri umani, con una differenza che la persona timida non aggredisce. Il cane timido, se costretto, parte quella che è la dote, una delle tanti doti caratteriali che è l'aggressività. Facendo una sintesi, tutti noi prima di prendere un oggetto che è l'automobile con il motore ci facciamo la patente, perché? Perché quando andiamo a prendere un cane di razza, non di razza, cucciolo, giovane, vecchio, non ci informiamo sul linguaggio del cane? Secondo lei è più saggio acquistare un cane in un allevamento oppure accogliere un trovatello che si trova in un qualsiasi canile? Spesso c'è quell'affermazione che fanno molte persone che curano come volontari, dicono diamo una famiglia al cane. Attenzione, perché se il cane è stato abbandonato e aveva una famiglia, diamo una famiglia, ma se il cane ha vissuto da giovane, da cucciolo nel canile, lui, i suoi amici sono quelli amici del canile. Ergo, quando lo prendiamo e lo portiamo a casa, cambiamo la mente del cane. Ma la mente del cane è difficile da cambiare. Quindi il fatto di fare una scelta giusta, e le parlo anche come volontario EMPA, in un canile, deve essere seguita dall'esperto, il quale fa un'indagine prima della persona. Chi sei? Perché prendi il cane? Che bisogni affettivi hai da sanare eventualmente perché prendi un cane? Nel canile non è certo l'occhio piacevole del cagnolino, la coda piacevole del cagnolino che ti deve prendere. Torniamo poi invece ad andare ad acquistare, spesso è un fatto di moda, di estetica. Quindi io che ho incominciato con Torna a casa Lessi ai tempi di Listello e poi ho visto una metamorfosi della moda e poi Walt Disney stesso ce l'ha insegnato, la carica dei 101, l'Alano con i bassotti che imitava, che quindi entriamo sempre nell'etologia. E poi tutta la gang dei Doberman, e poi c'era ai miei tempi il pastore tedesco Rin Tin Tin, forse. Bravissimo, Rin ecco, Tin Tin. Rin Tin Tin era un ragazzo, era un ragazzino, e adesso c'è questa moda per esempio di pitbull, degli Amstam, che come natura nascono dai terrier, cani da tana. Attenzione alla moda, rivolgetevi a un medico veterinario comportamentalista, a un educatore cinofilo. Il vissuto, nei cani, come parlavo della patente, il vissuto. Quindi chiederei sempre prima a questi tre esperti. Uniamo le sinergie, la cultura di questi tre esperti, ecco che posso andare a prendere un cane in affido oppure posso andare dall'allevatore. Qui la fermo. Avete un cane che abbaia nel vostro condominio oppure è il vostro cane che abbaia nel condominio? Scopriremo tra poco come arginare questo fenomeno. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Rieccoci in onda con questo tema che sta tanto a cuore anche al nostro regista, ovvero il famoso cane che abbaia in casa e che ovviamente dà fastidio ai vicini di casa. Cosa possiamo fare? È molto semplice. Perché il cane abbaia? Perché abbiamo dato la proprietà pratica al cane della nostra abitazione. Ma se noi quando portiamo a casa il cane lo mettiamo in uno spazio suo, dalla gabbia al canile... No, mi scusi, ma come si fa a dare la proprietà di casa al cane? È semplice. Io lo porto a casa e lo libero.
lui diventa padrone, concetto sempre della territorialità, Cornel Lawrence, premio Nobel. Cioè non gli do dei limiti, quindi lui il cane diventa padrone, questa è casa mia. Rompe tutto, sente un rumore, siamo in condominio, arriva l'ascensore, anche se non entra da me, avverto giustamente che c'è un pericolo nel mio territorio, tutta la casa. Se io ho la villetta con il cane libero, arriva il postino e mi invade il territorio, e lì l'argomento sarà un po' più lungo, e io abbaio. Ma se io dico al cane, momento, nel condominio tu hai questo spazio, nel terrazzo tu hai questo spazio, ti creo una gabbia grande dove tu stai, automaticamente limito lo spazio del cane, lui limita il suo modo di essere guardiano. È solo un periodo di mettere in condizione la memoria del cane di dire quello è il tuo spazio. Poi posso lasciarlo libero nel tempo. Quando lui ha acquisito nella sua memoria, non devo io difendere il territorio casa e quindi abbaiare. Quindi in breve il cane va messo in questa gabbia, la gabbia per lui diventa il suo territorio. In via provvisoria. In via provvisoria va abituato a questo suo territorio. Sì. Poi sostituiamo la gabbia con un cuscino delle stesse dimensioni e lui e il suo territorio sarà benissimo, quello. Ci siamo. Lo stesso il terrazzo che crea un angolo, poi posso aprire il cancelletto che chiude l'area del cane e il cane ha già capito che quando è da solo va lì, sta tranquillo. Senta, la normativa dice, in teoria direbbe che i cani vanno accompagnati in giro con un guinzaglio di un metro e mezzo e con la museruola. E la museruola in tasca. Sì. Ma in caso di necessità, l'istituzione, il vigili, eccetera, dicono c'è confusione, mettere la museruola. Molto semplice. Il cane soffre con la museruola? No, il cane non soffre perché non riesce a capire quando ce l'ha o quando non ce l'ha, se prima è stato abituato alla museruola, attenzione, per cui lui la accetta e non la subisce, e c'è tutto un metodo che ovviamente per tempo non possiamo dare. Senta, immaginiamo di essere al parco in quelle aree destinate appunto ai cani e nonostante noi stiamo controllando i nostri cani si azzuffano. Sì. Cosa dobbiamo fare in quel Bene, caso? in quel momento mai intervenire con le mani nel collare o nella pettorina che il cane, vado direttamente sui garretti, prendo il cane sui garretti. I garretti sono le zampe posteriori? Esatto, è la parte delle zampe posteriori. Prendo per i garretti il cane, lo sollevo, automaticamente il suo baricentro è in difficoltà, come sollevassero noi che non abbiamo più la possibilità di tenere i piedi per terra, lo sposto e con molta, ma molta velocità prendo il cane per il collare e lo porto fuori. Siamo arrivati all'ultima domanda. C'è una foto, un oggetto a cui lei è particolarmente legato? Nell'ambito del cane c'è la foto del 1984 che ho partecipato rappresentando l'Italia nel team al campionato mondiale per l'agonismo nei cani da utilità e difesa, disciplina che è al top nell'ambito di tutte le discipline con i cani, perché il cane viene misurato sull'olfatto, che deve seguire una traccia di 1 chilometro invecchiata di 1 ora. Viene educato sull'obbedienza senza guinzaglio, in cui il cane deve fare tanti esercizi, e viene educato sulla difesa con l'equilibrio, attacco se il malvivente è offensivo, stacco se il malvivente è inoffensivo. E stacchiamo anche noi, caro Diego Righetto, educatore cinofilo, grazie per i saggi consigli che ci ha dato in questa occasione, appuntamento alla prossima e grazie anche a voi. Un caffè con l'esperto è stato offerto da Uno Magazine.